Concludiamo quindi questo discorso sulla polarità per introdurci a una nuova legge naturale che è quella della vibrazione. Come la polarità ci traghettò dal ciclo, della ciclicità del ritmo, della legge naturale del ritmo a quella dell'ottava, che è anch'essa poi una legge musicale, la polarità ci traghetta invece verso la legge della vibrazione. Come? E basta guardare il simbolo e cosa implicitamente è contenuto nel simbolo. Nel simbolo, che è questo otto coricato contenuto in un cerchio, non vi è altro che l'espressione di un otto, di un'ottava, oltre a essere, diciamo, il simbolo della famosa mela di Eva, che così dona ad Adamo la capacità di guardarsi nell'interiorità, di quindi accogliere demoni e di riunire le opposizioni. E ovviamente è anche l'espressione di una sezione verticale del nostro toroide, quindi l'ottava indica più che mai un altro, oltre al ciclo, un altro dei processi fluidici che avvengono dentro e fuori il nostro toroide. Quindi ci introduciamo con la vibrazione alla cosiddetta legge dell'ottava, di cui Michele Proclamato ci insegna tantissimo, e sappiamo che noi stessi implicitamente siamo un'ottava, siamo 7 note, 7 livelli coscienziali accordati, se accordati con le leggi naturali, e che questo piccolo eptacordo probabilmente, secondo la legge della corrispondenza, che come in piccolo è in grande, corrisponde a ottave superiori a noi. Probabilmente vi è un'ottava intraterrena, una extraterrena, una cosmica, una galattica, una universale e infine quella parallela. Sappiamo che esistono dei mondi sottili dove magari abitiamo noi stessi e non lo sappiamo. Ecco, come questo eptacordo si sviluppa è quello che la tradizione, diciamo, ci indica con i chakra. Ma a seconda di quanto siano intonate queste note dei 7 chakra, ovviamente noi circuitiamo nelle ottave che sono dentro di noi, cioè decidiamo di vivere l'ottava demoniaca quando le note sono scordate, decidiamo di vivere l'ottava angelica quando invece dalla radice demoniaca accolta abbiamo capito e abbiamo compreso quali sono le nostre capacità di manifestare nel reale, o possiamo decidere di utilizzare la terza ottava dentro di noi, che è quella archetipica, in cui scegliamo di lasciarci ispirare da un archetipo per portare nella manifestazione il nostro ruolo, la nostra azione nel mondo, fino ad arrivare alla quarta ottava, che è quella della conoscenza e dell'applicazione delle nostre leggi naturali. Quindi siamo come si dice, raccolti da ottave superiori a noi, e noi raccogliamo dentro di noi ulteriori ottave. La bellezza di quest'ottava viene proprio dalla tradizione musicale italiana. Ricordiamo Guido d'Arezzo, un discorso abbiamo già fatto, ma diciamo riassumo brevemente. La cosiddetta preghiera a San Giovanni, che probabilmente erano le mentite spoglie di Maddalena, questa allievo particolarmente amato da Gesù. La preghiera dice: ut quant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum sante Ioannes. Guido Rezzo prese le prime sillabe di ogni breve espressione di ogni verso per farne proprio le note musicali. Ma cosa vuol dire questa poesia? Dice: per poter cantare liberi le bellezze del creato, dobbiamo sciogliere il peccato dalle nostre labbra. Cos'è il peccato, che è indicato come polluti, come una forma di inquinamento? È il non dire la verità. Quindi noi sappiamo che essere in verità è lo strumento, è lo strumento fondamentale per accordare il nostro eptacordo e restituirci la bellezza di poter essere intonati con le leggi universali. Quindi questa verità come si accoglie? Attraverso la conoscenza. Qui ci insegna Mark Passio Docet, in cui noi non dobbiamo accogliere più le programmazioni né esteriori né interiori. Dobbiamo essere capaci, come dicevamo poco fa, scegliendo l'ottava in cui abitare, dobbiamo essere capaci di dissolvere i demoni interiori e anche di comprendere l'illusione
condizione della separazione. E in quest'atto di conoscenza vige proprio la verità. In regime di verità noi siamo co-creatori con l'universo, lontani dalla verità, cioè affidandoci a una percezione individuale, noi invece siamo portatori di distruzione. Cos'è questa verità? Questa verità ha plurime caratteristiche. Innanzitutto che è eterna, cioè quel che è stato fatto non può essere cambiato e non può cambiare a seconda del giudizio e dell'ignoranza. Quel che è stato è stato. La verità è oggettiva, cioè non può essere relativa, è indipendente dalla percezione individuale e esiste a prescindere da noi. Un fatto che è accaduto in passato esiste a prescindere dal fatto che noi possiamo giudicarlo, possiamo negarlo per ignoranza e ovviamente a prescindere dal fatto che noi esistiamo. La verità ha un grosso potere, poiché se io lo conosco, la conosco nel presente, posso anche letteralmente fare un viaggio a ritroso nel passato, nel caso in cui decidessi di cambiare atteggiamento e quindi è come se aggiustassi quel futuro che quella menzogna avrebbe determinato. E quindi nell'uso della verità, in questo viaggio nel tempo che ci fa fare l'applicazione della verità, nell'aggiustare i precedenti sbagli, noi ravvisiamo proprio una magia che è il superamento invece della legge della causa-effetto, appunto. Infatti noi sappiamo che tutte queste leggi vanno conosciute soprattutto per la possibilità che abbiamo di superarle, di trascenderle, che non vuol dire romperle o creare una legge alternativa a queste, bensì di conoscerle in profondità. La verità inoltre è sempre in equilibrio perché è frutto di una interazione equilibrata tra il maschile razionale ed il femminile intuitivo. Cioè, cosa vuol dire in equilibrio? È una verità che è frutto di una presenza delle emozioni e non un prevaricare delle stesse, è frutto di una capacità razionale contenuta nella giusta misura che non prevarica quella emotiva. Quindi il femminile, l'emotivo e il razionale, il maschile si vanno a compenetrare e smettono di creare o società di dominatori o società di schiavi. La verità detta i diritti uguali per tutti, cioè quelli della vita, della libertà, della dignità, che sono azioni che non recano nocumento a nessuno e tutti i diritti sono uguali perché sono azioni che non recano nocumento a nessuno, cioè non possono essere rubati e sono proprietà inalienabili. Inoltre la verità può essere espressa in molti modi, ma rimane una. Possiamo dire che Krishnamurti espresse la verità in un modo molto diverso da Bohm, perché diversi erano i suoi filtri, diversi erano il suo linguaggio, diversa era l'angolatura per poter vedere questa interezza, ma quella verità non cambia a secondo dell'angolatura da cui lo guardiamo. E inoltre la bellissima caratteristica della verità è che si concede gradualmente a chi vuol riceverla, esattamente come fa una quantità di luce che lentamente compenetra il buio fino a dissolverlo. Ma cosa si discosta in realtà dalla verità? Dove capiamo che siamo lontani dalla verità? Quando cadiamo nella percezione individuale che è tipica della mente inferiore, di un corpo mentale che non riesce a svilupparsi in qualcosa che vada al di là, oltre l'ostacolo. La percezione individuale ha la caratteristica di variare a seconda della qualità dell'osservatore e può allontanarsi o avvicinarsi alla verità, ma non sarà la verità. La percezione individuale matura spesso in solipsismo, cioè che non esiste nulla al di fuori dell'individuo e quindi cosa vuol dire? Che se io ho una morale che va bene per me, ho la pretesa che questa morale possa star bene a tutti gli altri. La percezione individuale è dissonante cognitivamente, cioè dice una
una cosa e ne fa un'altra. Per esempio, l'esempio che fa Mark Passio è dice di non credere nel karma, ma poi dice di credere nella reincarnazione, quando la reincarnazione è proprio lo strumento primo con cui ci si trascina nuovamente qui, perché ci si sente in colpa di aver commesso qualche reato. E alla fine, diciamo, la percezione individuale, che è la caratteristica di questa società contemporanea, equivale ai principi dell'occultismo oscuro, dove si dice io sono Dio, decido cosa è bene e male, detto la morale, quindi relativismo morale che infesta proprio le nostre società, soprattutto occidentali, ci dice che la materia è un'illusione e quindi ci sdogana l'idea di poter anche infliggere dolore senza provare né vergogna né senso di colpa, e ci fa sentire superiore. La percezione individuale ci fa sentire superiore tanto da arrivare a praticare l'eugenetica, quindi decidere chi scartare e chi no. Perché si crede anche in una forma di darwinismo sociale, cioè non solo genetico ma quanto proprio nello sgomitare effettivo nella vita per ottenere le vette della gerarchia, e questo essere superiore si esprime anche nella modalità concepita dall'elite del neofeudalesimo, come diciamo nella desiderio di abbattere assolutamente la voglia di conoscenza. Altro punto della percezione individuale è quello che insomma ci fa separare lo spirito dal corpo, perché ci fa credere che la natura, di cui il corpo è ultima propagine ed espressione, non sia intelligente. Ci fa credere anche che la moralità non esiste, quindi l'etica non esiste, e che soprattutto questo ci interessa moltissimo per i fatti di autodeterminazione, che è l'uomo a creare la legge. E quindi che il solipsista di percezione individualistica si arroga il diritto di creare nuovi diritti al di là di quelli alla vita, alla libertà e alla dignità, che sono uguali per tutti e che non sono altro che azioni che non recano documento a nessuno, ma ripeto, si arroga questo diritto di crearne di nuovi, e quindi tra questi anche il diritto di confiscare il lavoro all'uomo, soprattutto all'uomo animico, direi. Quindi essere in verità significa anche questo è un discorso che abbiamo fatto, ma riassumo brevemente, anzi diciamo vi consegno degli schemi che sono facilmente riducibili in screenshot. Allora, essere in verità significa essere nella vibrazione coerente a quel che noi realmente siamo, quindi uscire dalle illusioni. E cosa vuol dire anche? Sanare i propri demoni interiori, perché altrimenti releghiamo la nostra vita alla recitazione di un personaggio. Quindi noi dobbiamo passare, grazie all'apporto e alla conoscenza di questa legge naturale della vibrazione, dallo stato di personaggio a quello di esseri che magari si aiutano con l'ausilio degli archetipi per portare la propria manifestazione autentica al mondo. Vi ripropongo quindi lo schema delle 5 ferite di Louise Bourbeau, che 5 ferite che rimandano a 5 personaggi, quindi 5 esseri, essenze intrappolate in una qualche illusione. Rispettivamente sono il masochista, il fuggitivo, il dipendente, il rigido e il controllore. Allora, il primo è il masochista, è rappresentato al centro di questo toroide come un uomo un po' grassoccio, perché è come se lui si proteggesse, diciamo, dai colpi inferti e che sopporta suo malgrado. È colui che generalmente ha subito un'umiliazione e per questo, diciamo, reitera questo stato umiliante, tendendo sempre a preferire di soddisfare tutto ciò che gli chiedono gli altri, e reitera
questo meccanismo abusante dell'umiliazione, giustificando proprio il suo aguzzino, magari trovando, diciamo, facendo delle analisi molto raffinate riguardo la psicologia del suo aguzzino, perché si dà, diciamo, la giustificazione razionale per giustificarlo. È uno che si carica sempre di problemi non suoi, è il cosiddetto un po' missionario, ecco. Ed è una sua arte proprio quella di sminuirsi. Il secondo personaggio da cui, diciamo, stare alla larga è sicuramente il fuggitivo. Il fuggitivo è uno smilzo perché ovviamente non può avere la massa dipendente perché deve scappare, del masochista, scusate, perché deve scappare. E quindi è uno generalmente che scappa perché ha subito un rifiuto, quindi scappa per evitarne di subirne degli altri. Ehm, e generalmente si occupa degli altri perché teme di essere rifiutato un'altra volta, non perché ha, diciamo, un afflato di amore spontaneo verso l'altro, perché gli va di farlo, ma piuttosto perché teme una tale ripercussione. Diciamo che il suo fuggire costantemente dalle circostanze alimenta proprio questo genere di rifiuti. Quando guarisce questo fuggitivo? Quando finalmente osa affermare se stesso per quello che è, senza la paura di essere appunto rifiutato. Terzo personaggio è il dipendente, il classico con le spalle incassate su se stesso e il collo incassato anche lui, che è come si dice, un demoralizzato, un disilluso, ed è colui che ha subito un abbandono, una ferita talmente profonda che lo porta a autosminuire se stesso, tanto che spesso fa soffrire il corpo. Diciamo che si illude dell'idea che non ha bisogno degli altri, quando invece è molto dipendente dagli altri, proprio perché teme che questo dolore gli si possa infliggere un'altra volta. La caratteristica del dipendente è proprio che difficilmente riesce a chiudere i progetti. Altro personaggio è sicuramente il rigido. Il rigido è il classico gendarme con le braccia conserte che ti dice cosa devi fare, che si, diciamo, rifugia dietro questa famiglia immaginaria dello Stato, della caserma, famiglia altra, anch'ella ovviamente illusoria. Generalmente è qualcuno che ha subito una grossa ingiustizia e quindi diventa molto esigente anche nei confronti di sé, come lo è nei confronti degli altri. Nella sua rigidità quindi non si concede piacere, forse perché ha anche paura del piacere, cioè di quell'apertura fuori da quel giudizio, fuori da quella ingiustizia subita. Quindi guarisce quando abbandona questa forma di perfezionismo e si concede alle sue sensibilità, quindi ai suoi piaceri, alle sue voglie, abbandona appunto il giudizio per gli altri, che spesso si manifesta come un pregiudizio più che come un giudizio. E infine abbiamo appunto il controllore. Il controllore è parente, diciamo, del rigido, è ancor più, diciamo, assimilabile all'idea del gendarme, è convinto appunto di non mentire mai, lui ha la verità come forza interiore, ma in realtà mente, è uno che mente, non si accorge forse nemmeno di mentire, ed è per questo forse che fa tutto molto da solo. Ha una passione nel controllare l'altro, riducendo così il tempo per sé. Quando guarisce il controllore, quando molla la presa su piani e risultati, va fiero di sé anche se qualcuno non glielo riconosce.
Quindi lasciamo questo mondo illusorio del personaggio per entrare nel mondo dell'archetipo. Gli archetipi sono la madre, l'amante, l'eroe, il guaritore, l'artista, il veggente e il maestro, e sono strumenti di individuazione, cioè attraverso questi archetipi consapevoli, cioè noi dobbiamo essere consapevoli di ispirarci a uno di questi archetipi o a tutti e sette gli archetipi, e costituiscono un obiettivo spirituale. Quindi quando ci allineiamo, grazie alle nostre leggi universali, naturali, alla nostra autentica vibrazione, riusciamo a intravedere le ottave contenute dentro di noi, e queste ottave ci consegneranno la chiave per connetterci alle ottave superiori a noi, quindi extracorporali, extratoroidali e quindi universali, galattiche, cosmiche o perché no parallele. Ma questa vibrazione come è fatta? Abbiamo un'alternanza di gobbe e ventri. Più blanda è questa alternanza, più il suono sarà grave, più è fitta, più il suono sarà acuto. Se noi dovessimo mettere dentro una sinusoide al contempo un suono grave, medio, acuto, come un do mi sol, otterremo in modo estruso una spirale, esattamente le spirali che sono alla base di tutto geometrico di tutto il bioma. Proviamo quindi a rappresentare questa spirale dentro un sistema radiale, e più avanti vi dirò perché. Sappiamo che non abbiamo sempre seguito il sistema del temperamento equabile di Bach, che si regge su 12 semitoni, bensì in passato, durante la cultura greca, si adottò il sistema pitagorico della scala diatonica, cioè significa una scala di 7 toni pieni che andava appunto di tono in tono, diatonica, e che non utilizzava le alterazioni, che qui abbiamo introdotto simbolicamente dentro una spirale, esattamente come precedentemente abbiamo fatto con la semplice spirale radiale, ma stavolta diciamo collocando le note distanziate in modo equo, perché è una distanziatura equa quella della scala pitagorica diatonica. Per rappresentare un intervallo equo, potremmo immaginare proprio di utilizzare la spirale archimedea. Archimede sappiamo sia uno scienziato che lavora nel 287 a.C., proprio a Siracusa, e ne fonda una scuola. Del resto anche in natura troviamo la forma della spirale archimedea, e l'adotta proprio in modo assolutamente intuitivo, inconsapevole, il ragno quando tesse la tela. Diciamo che i bracci di questa spirale geometrica che utilizza per catturare gli insetti sono proprio equidistanti, come la spirale archimedea, come quella scala diatonica pitagorica di cui vi parlavo. Anche il sistema a 12 note, che poi subentrerà con il temperamento equabile di Bach, utilizza degli intervalli giusti, ma stavolta però non parliamo di toni, di passaggio di tono in tono, ma di semitono in semitono. Quindi invece che do, re, mi, fa, sol, la, si, do, come nella scala pitagorica, avremo do, do diesis, re diesis, mi, fa diesis, sol diesis, la diesis, si, do. Ma sono comunque intervalli giusti. È una modalità che fu applicata soprattutto perché gli strumenti, quando dovevano accordarsi fra di loro, risultavano più intonati, e soprattutto perché si utilizzavano di più gli intervalli di terza che non di quinta, cosa che caratterizzava invece la scala diatonica pitagorica. Anche questo, quindi, come vedete dal circolo delle quinte, di cui vi illustrerò a breve il sistema, è un sistema radiale perché si espande comunque su una spirale i cui bracci sono equidistanti.
Il temperamento equabile è alla base delle composizioni di tutta la nostra modernità, ci dà la possibilità di spaziare in 12 tonalità, ma come noi ricaviamo la tonalità? A secondo del numero di alterazioni che apponiamo nel pentagramma. E come vado a porre queste alterazioni? Proprio attraverso il metodo sistemico del circo delle quinte, cioè da una scala ricaverò una quinta, la quinta nota mi darà la prima nota da cui partirà la scala successiva e man mano che andrò avanti nella costruzione di queste scale, dalle quinte, potrò aggiungere diesis o bemolle. A seconda del numero di diesis e bemolle otterrò una tonalità. Questo a un certo punto fa verificare il fenomeno insolito che se parto dal Do grave, dopo 7 ottave riuscirò a ricongiungermi al Do superiore, che è un po' visivamente come immaginare il Do corrispondente al piano di sotto dalla spira superiore della spirale a braccia equidistanti. Esaminando quindi la differenza fra questi due tipi di scale, c'è la diatonica pitagorica e la scala cromatica di diretta derivazione del sistema temperato equabile di Bach, non possiamo non intravedere il problema della eterna querelle tra chi sostiene l'accordatura a 4,32 e a 4,40. Perché stiamo occupandoci di capire qual è la scala più naturale. Cosa vuol dire? Che si avvicini il più possibile alla sequenza armonica ricavata dalle armoniche vocali, perché la voce resta comunque il riferimento della scala naturale che affronteremo dopo. Allora, pare che sia importante che si rispetti il numero 8 come il mattoncino primo, la base costruttiva di tutta la musica. Lo vediamo, abbiamo anche ottave. La musica si basa sulle ottave. Questo 8, questo mattoncino viene rispettato, si rinviene solo se accordiamo il La a 4,32. Se accordiamo il La a 4,32 noi otteniamo un Do a 256 Hz. 256 è un multiplo di 8, perché 8 per 32 fa 256. Abbiamo quindi un numero finito, tondo, multiplo di 8. Perché diciamo ci accaniamo nel voler associare a questo numero tutto il resto della costruzione, quindi l'intonazione e la vibrazione? Perché l'8 è il numero delle onde θ cerebrali, l'8 è la velocità della replicazione del DNA, è ovviamente la base della tavola periodica. Molti altri periodi in natura si manifestano a base 8, ma è anche vicina alla risonanza di Schumann, che in realtà non è esattamente un 8 pieno quanto un 7,83 Hz. Abbiamo capito che le scale diatoniche sono, cioè che vanno di tono in tono, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sono più vicini alle scale naturali. In queste mettiamo appunto le scale modali, che sono la ionica, la dorica, la frigia, la misolidia, la eolia e la locria. Ora passiamo invece a esaminare la caratteristica dell'accordatura a 4,40. Se noi accordiamo con un La 4,40, il Do che ne verrà
non sarà un multiplo di 8, non sarà quindi un 256, ma sarà un 261,52. Effettivamente noi potremmo diciamo bypassare il problema che la scala equabile risulta più distante rispetto alla diatonica dalla scala naturale, accordando appunto la scala equabile anch'essa a 4,32. Ma ugualmente non ne deriverà un Do a 256 quanto a 256,89. Quindi diciamo, per chi crede fermamente al 4,32 può essere applicata alla temperata equabile, ma diciamo non intonerebbe perfettamente. Perché distanziarsi diciamo dall'accordatura 4,40? Perché non è un multiplo preciso di 8, qualora diciamo diamo per buono che questo sia il mattoncino fondamentale. È una convenzione a un certo punto che è stata stipulata, molti sanno cosa è successo tra Verdi eccetera, ma fattivamente è un'accordatura che non definisce cimaticamente le forme, cioè se io sottopongo della sabbia su una lastra vibrante a un Do a 4,32, quindi a 256 Hz, produrrò una figura geometrica molto definita, contrariamente a quello che accade invece su una piastra vibrante, il cui suono immesso per modificare la forma della sabbia è un Do proveniente da un La accordato a 4,40. Le forme cimaticamente della sabbia non si definiscono, così come accade per il 4,32. Ma il nostro interesse è diciamo andare a capire che cos'è questa scala naturale. Ma cosa è quindi questa famosa scala naturale? È quella che noi ritroviamo naturalmente dentro la voce. La scala naturale è fatta infatti dagli armonici vocali. Cosa sono gli armonici? Sono i multipli interi di una frequenza generatrice. Quindi se noi abbiamo una corda che vibra in Do, la tocchiamo a metà, otterremo un Sol, la tocchiamo a metà, otterremo un Mi, eccetera, eccetera, eccetera. Stessa cosa si fa con la voce, utilizzando i formanti vocalici che lavorano un po' come questo toccare questa corda di metà in metà per ottenere questi armonici. Quindi l'armonico è un multiplo intero di una frequenza generatrice. Ma ovviamente la scala naturale è stata sistematizzata, nel senso è stata stilata e abbiamo nella scala naturale tutti gli intervalli che poi sono stati utilizzati in musica, e da questa scala naturale derivano tutte le altre, cioè letteralmente come se i musicisti abbiano preso qua e là da questa scala naturale quello che gli serviva per rendere la composizione e l'interazione con gli altri strumenti più armonica. La sequenza di questi 16 armonici che vediamo nel pentagramma è la seguente: Do, 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 Sol, Sol, Do, Mi, Sol, Sol, La dies, Do, Do, Re, Mi, Fa dies, Sol, Sol, La bemol, La dies, Si, Do. Da Do a Do, anche qui si chiude come una grande processo di ottave che contengono tutte se stesse. Come vedete, l'andamento non è qui esattamente equidistante, l'hanno reso equidistante coloro che hanno messo le note in modo da farne dei suoni equidistanti, e che diciamo, se dovessimo immaginarlo in tridimensione, questa sequenza è esattamente una spirale di Fibonacci.
Vediamo infatti che la spirale di Fibonacci esprime il fatto che si parta da delle note gravi con intervalli molto grandi e a un certo punto questi intervalli si stringono sempre di più fino ad arrivare all'1 nonché allo 0. Sappiamo che a questo punto, scusate, nella mia intuizione, questo ovviamente è un rischio enorme per me, per la mia reputazione, perché non so quanto questa intuizione possa essere veritiera, efficace. Chiamo proprio all'appello chi se ne intende più di me, un professionista al riguardo, e gli pongo proprio la domanda: possiamo effettivamente sovrapporre completamente la scala dei 16 armonici vocali, la scala naturale, alla progressione geometrica della scala di Fibonacci, cosicché rinvenire anche nella scala degli armonici il cosiddetto, la cosiddetta costante del Φ, che corrisponde a 1,618. Sappiamo infatti di come effettivamente la sezione aurea, che è espressa da la spirale di Fibonacci, si ritrova in tutte le forme del creato, in tutte le proporzioni. Però sappiamo quanto effettivamente suonare con una scala naturale crea molti battimenti, crea delle cose stridenti e degli accordi inusitati e improponibili. E allora, diciamo, nella mia intuizione ho pensato che effettivamente al centro di questa spirale di Fibonacci c'è un momento in cui abbiamo una emissione radiale della forma, cioè il momento in cui da 0 si parte a 1 in tutte le direzioni e dopo si progredisce verso questi salti tipici della scala di Fibonacci che, come vedevamo precedentemente, seguono questo percorso: 1 più 1 2, 2 più 1 3, 3 più 2 5, 5 più 3 8, 8 più 5 13, 8 più 13 21, 13 più 21 34, 21 più 34 55 e così via ad libitum. Quindi l'idea è proprio quella di in realtà sovrapporre la scala diatonica o anche il temperamento equabile che si manifesta con la caratteristica di avere queste braccia delle spirali equidistanti, se le immaginiamo geometricamente, e sovrapporvi la scala di Fibonacci. Potremmo dire che le due potrebbero effettivamente coesistere insieme in un sistema radiale ed entrambe produrre, diciamo, tutte le manifestazioni del BIOS geometricamente accettabili. Vediamo come per esempio proprio la scala di Fibonacci, la spirale di Fibonacci, innumerevoli scale di Fibonacci si incontrano nel girasole in un sistema radiale. Gli armonici vocali. Per concludere, ancora una volta vi ripropongo una vecchia slide che inserisce proprio questi salti di ottava psichici dalla fase demoniaca, angelica, ad archetipica e a quella delle leggi naturali proprio dentro una spirale, perché esprimono la manifestazione di stati vibrazionalmente progressivamente maggiori. E quindi vi auguro buon salto di ottava e buona risalita nella nostra scala della saggezza. Andremo presto a occuparci invece della legge naturale della corrispondenza.